L'annuncio che la Regione Veneto vuole assumere medici provenienti da ordinamenti stranieri e con titolo non ancora riconosciuto in quello italiano, derogando così alle norme nazionali, si scontra con la preoccupazione dell'Ordine dei Medici di tutto il Veneto, che hanno scritto una lettera alla Regione esprimendo dubbi e perplessità sul fatto che si verrebbero a creare due ordini di medici. Questi medici andrebbero a lavorare senza i requisiti minimi e necessari per poter avere delle credenziali, per poter certificare quelle che sono le varie problematiche del paziente. Ricordo che la certificazione è un obbligo medico, è un obbligo deontologico ed è un diritto del cittadino. Non poter certificare poi scaricherebbe sui medici del territorio questa incombenza, creando per loro un surplus di lavoro. La maggior parte dei medici di famiglia sta sopra i 1800-2000 pazienti, quindi dover sopportare anche questo carico di lavoro. Quindi non vorremmo che questo tipo di risoluzione fosse peggiore del problema stesso. Molto critico anche l'Ordine dei Medici di Padova. Questa era una norma che poteva avere un senso nell'emergenza del Covid, dove ovviamente era difficile circolare, fare esami, eccetera, però in questo momento per noi non ha molto senso che sia stata prorogata. Quindi abbiamo chiesto a tutte le massime autorità di prevedere un'abrogazione di questa norma. Dal 31 luglio, inoltre, la sanità pubblica non può più ricorrere all'uso delle cooperative, ma dall'Ordine dei Medici alla Regione è arrivata comunque la proposta di una commissione di controllo. Noi abbiamo consigliato come Ordine dei Medici alla Regione di effettuare semmai un ragionamento collegiale di riconoscimento dei titoli, perché non dico che questi professionisti siano tutti da scartare, ma deve essere valutata la loro capacità, la loro preparazione perché vengano inseriti e a quel punto anche iscritti all'Ordine dei Medici. Ma come si è arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto per un problema di visione politica decennale, ventennale, che era già stata preannunciata sia dagli ordini che dai sindacati, che prevedeva una carenza di medici nel giro di qualche anno. E la politica a quel tempo non ha ascoltato questi gridi d'allarme e quindi siamo arrivati a questo momento di carenza di medici stessi.